La parola artista è una parola inflazionata. Oggi basta mettersi una sciarpa al collo, basta mettersi un cappelletto, magari qualche tatuaggio di troppo, presentarsi vestiti o non vestiti e si passa subito, cioè ci si dice artista. Io sostengo che artista non è quello che uno espone, ma è quello che uno è dentro. E per essere artista non c'è bisogno di forma, ma per essere artista c'è bisogno di sostanza. Tutta questa piccola premessa ovviamente si riferisce a un artista, del quale non c'è nemmeno bisogno di dire più, Franco Battiato. Franco Battiato è un artista, ne parlo al presente e non voglio parlare come è stato fatto con questa forma di grandissima autoreferenzialità, lo conoscevo, cioè, questo lo do per scontato, ci siamo frequentati per 40 anni, ma questo non interessa, voglio parlare di Franco come artista della parola. In maniera surrettizia, in maniera abbastanza scombinata, qualcuno ha sostenuto recentemente che le sue canzoni sono parole al vento. Le parole delle sue canzoni sono parole importanti, parole che hanno un significato in sé e hanno un significato musicale, perché Franco lega le parole alle note e fa in modo che abbiano esse stesse un suono. Mi ricordo che ci confrontavamo su dei versi di Emily Dickinson, una poetessa degli Stati Uniti dell'Ottocento, che diceva: c'è chi dice che quando è detta la parola muore, io invece sostengo che quando è detta la parola inizia a vivere. Ecco, la parola inizia a vivere proprio nelle canzoni, quando viene tirata fuori dalle note, quando la parola tira fuori le note tirano fuori la parola. E questo è Franco, che tra parentesi di parole ne ha scritte anche in arabo. Io sono quasi convinto che molti di voi non conosceranno Arabian Song, che è una canzone del 1980, quindi prima del grande successo della Voce del Padrone, e lui apriva raccontando una leggenda, una storia araba, tutta in arabo. Alà Muallimu Khariati, Alà Fijabbalu Fijabbali, che vuol dire un grande vecchio fu su, raccontò una storia, eccetera, eccetera. È una storia in arabo. Questo per dire come quanto poi lui sia passato per lo studio, perché l'arabo l'ha imparato, così come conosce le lingue, e poi conosce la pittura, perché non sapendo disegnare, lui a un certo punto si è messo a dipingere, ha forzato se stesso per poter dipingere, ed è Sufjan Barzani, si fa chiamare, per non inflazionare il nome Battiato, e i suoi quadri sono la rappresentazione femminile di sé. Ci sono alcune cose che sono strepitosamente belle, sono delle donne, che praticamente la parte femminile che ognuno di noi ha inevitabilmente. È un regista, grande regista cinematografico, nelle quali regie cinematografiche ha messo la musica. Pensiamo alle riflessioni su Beethoven. Insieme cercavo questo film su Handel, che non ha mai realizzato, doveva essere girato in parte a Roma. A quel tempo ci frequentavamo anche per il fatto che ero sovrintendente di Roma, quindi voleva vedere i luoghi di Handel che tanta musica hanno ispirato assieme alle parole. Insomma, è difficile poter dire qualche cosa di più. Devo anche suggerire di partecipare a questo progetto, che adesso con quella parola strana, suonare un niedere project, no? Perché comunque dove ci sono delle persone che parlano in nome della parola, della musica e dell'arte, c'è la stessa arte, quindi torniamo alla parola artista. Per chiudere questo, un niedere project, stupenda, sentite che musicalità ha un niedere. Sembra veramente tratta anche questa dalle produzioni di Franco Battiato. Per cui io chiudo soltanto in una maniera: Franco, salam alaikum, alaikum salam. Non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca.
sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralità, minima immoralità, e sommersi soprattutto da immondizie musicali. C'è della gente su questo pianeta qui molto interessante, ma nessuno lo sa. Molto, ma molto interessante, che ha fatto delle scelte rigorosissime e che si sacrifica anche per gli altri. E nessuno lo sa. Scelte meditative o di lavoro? Meditative, scelte spirituali. Cioè, tu concepisci allora quelle persone che si isolano dal resto del mondo e meditano? Sono eccezionali. L'eremitismo è la cosa massima. E quelle persone stupide che dicono che si allontanano dalla società non hanno capito niente di questo genere di strada. Quelli sono i veri caposaldi del nostro pianeta. Ma cosa ci danno? Cioè, un eremita che sta pensando in questo momento e che sta meditando, cosa dà a me? Tantissimo, molto più di quello che tu possa immaginare, tantissimo. E gente che ha fatto una scelta così rigorosa, soffrono talmente tanto nello stato in cui si trovano, che questa loro ascesi è un'ascesi di tutta l'umanità. Ogni volta che uno di loro raggiunge una elevazione spirituale la raggiunge tutta l'umanità, ma non lo si sa ed è anche giusto così.